Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano. Raga, purtroppo ho dovuto togliere anche l'audio delle musichette di Restler perché danno problemi con il copyright. Ok. Ok, mi hanno detto di venire qua qualche volta. Ok, parliamo con il general manager. Anzi, la carriera sembra piacere, quindi io provo. Quando siamo con Stephanie McMahon. Beh, però richiesta per il titolo mi sembra un po' presto. Ma teniamo così, sinceramente. Che figata, me la ricordavo sta cosa. Beh, direi di andare. Match. Vediamo cosa ci propongono. Allora, pesi leggeri. Rey Mysterio, Eddie. Pensa Eddie. Vince lei che ti mantiene il titolo. Poi Chavo Guerrero in 1 contro 2, bellissimo. No, che vince Chavo, non so neanche pensare come. E poi che abbiamo un 6-man tag, Kurt Angle, Chris Benoit, Undertaker contro Rhino, Shelton Benjamin e Jones. Ora KO no, give up on, disqualific on, ora break on, ok. Era quadrato e... aspetta, sì che... Ok raga, andiamo. Aspetta, io devo controllare Kurt Angle. Non posso, scusa. Ok. Io voglio controllare solo Benoit. Andiamo con questo match. Qua c'è l'Undertaker, diciamo, quello motociclista, però non c'è il pecchino. No, ma tanto non mi ricordo più. Si esce. Ok. No! Madonna, mettiamo un po' i tasti, però attenzione qua. Ok. Mamma mia, devo prendere un po'. Non è un tornado tag però, Ok, noi ci divertiamo a colpire Rhino. Vai, perfetto. Ok. Ma no, niente, no. Ok, perfetto. Vai, ok, esce Kurt Angle, entra Chris Benoit. Ok, andiamo contro Shelton Benjamin, bellissimo. Sì, ma io sono Benoit, ragazzi, sono l'uomo del destino. Shelton Benjamin lo fa sentire questo. Aia. E va un po' in difficoltà, ma recupera. Ascolta Shelton, io capisco tutto, arriva una gran promessa. Cazzo faccio? No, toglimelo. Grande Undertaker che mi aiuta. Molto bene. Facciamo male a sto porco.
John Cena, non rompere i maroni. Devo trovare un po' la quadratura, però, No. No, devo fargli la clipper. Era un po' difficile, Oh no, spettacolo di Benoit. Spettacolo del buon Chris. E adesso tentiamo la clipper crossfade. Non ci credo. Occhio. Aiutatemi però, cazzo. Voilà. Vai Kurt Angle. Aia. Bravissimo Angle. E si gasa Angle, dai. No, amor mio. Devo fare l'Olympic Slam, ma Benoit ma John Cena. Ciao amore. Ok. E adesso devo provare l'Olympic Slam. No, angle lock. Poi angle lock, ma non so. Infatti può scappare tranquillamente. Angle lock di Kurt Angle. Ok, però gli ho fatto male. Ho fatto molto male. No, ai ai ai, FU. Bella questa. No, ti piaceva FU. Oh merda. Crepo così. Vai. John Cena schiena Kurt Angle, pazzesco. È stato il primo match anche a SmackDown, bellissimo, tra Kurt Angle e John Cena, no che credo. Ma io i match tag mi stanno sul cazzo. Vince Yo-Yo John Cena. Kurt Angle, John Cena si gasa. Peccato non sentire le musiche però, che palle. Fa un cuore. Ok, è andata maletto purtroppo. Match, qua Superstar Point. Ho un po' di esperienza, però va bene. Tanto sono campione degli Stati Uniti, non rompetemi il cazzo. Intanto. Vai, andiamo avanti. Allora, vediamo. Voglio vedere una cosa, però se stanno alla Championship. Status. Ok, cerchiamo di capire. Una vittoria e una sconfitta. 3 match. Oh, ah, che figata però. Ok. La cintura. Ok, perfetto, perfetto. Vediamo gli altri un attimo. No, sono io. E controlliamo che tutto sia a norma. Tipo, viva la rasa. Si vede anche lui, vedi, cioè, vedete che bello. E per l'epoca poi. 2 sconfitte, poretto. Va buono, va buono. Qua però non capisco che non posso andare in arena. Non possiamo farle ste cose. Niente, per il momento non posso farle, raga, non mi ricordo il perché. Match, attributi, possiamo salire qualcosa. Cazzo, benissimo, la forza mi serve. Vai, andiamo avanti, quarta settimana di aprile e poi ci sarà il pay per view. Attenzione, devo difendere il titolo degli Stati Uniti contro Where is the big? Adesso cazzo, perché ho già perso, disqualifica, non c'è la disqualifica. Perfetto. No raga, sono una pippa, c'è anche John Cena. Non mi ero accorto che era un triple threat match. Ai ai ai.
bellissimo, però difficile. Vai, cazzo, spammiamo come schifosi. Pam! DDT. Benoit ha subito un compito arduo, difendere il titolo degli Stati Uniti in un triple threat match. Aia, l'ho sentita questa. Aia, ma tutti con me ce l'hanno. Non riesco a liberarmi. No, finalmente. Ok. No, coglione. Ecco, non posso fare un cazzo. Ma no, all'arbitro. Devo andare. No, l'arbitro per fortuna. Bellissima questa. Mamma, cosa ho fatto a Where Is? Merda. E gli ho parlato da SmackDown. Sì, amore. John Cena è messo maletto, però, John Cena non è messo bene. Subito match epico. No, bruttina. Ai. Questa l'ho sentita, no, che John Cena è messo male. Rischio di perdere il titolo. Mamma mia, epico. Già match epici. Comunque un'altra finisher. Bishop, porca puttana, Where Is? John Cena si salva. Mamma mia, che match! Sto parando tutte però, Attenzione. Cioè, ma questi erano giochi, porca trota. No, Where Is? No. Aia. Ah, madonna. Qua Where Is ci incula tutti e due. No. Sì. Salvato. Non voglio perdere il titolo così. Conquistato. Buono. Aia. Ti ho fregato qua però, amore. No, la SmackDown è mia. Cazzo, non riesco a fare la Clipper. Vai, proviamoci. 1, 2. Maledetto Big Show. No, ma ragazzi, questi sono giochi. No, cosa gli ho fatto? Ma no, Big Show. Stiamo tornando, raga, stiamo tornando. Su Where Is ha rotto i maroni però, Beh, no, vabbè, questo
Qua è stata un'opera d'arte comendiana, ma non basta, non basta Beppe, siamo tutti presi benissimo comunque. Merda, volevo fare la Clipper. Yes, Clipper Crossface e teniamoci il titolo, teniamocelo. E i coglioni. Si va lontanissimo, cazzo. Dai, ciao. John Cena che ha fatto un piccolo errore di calcolo. L'arbitro è disteso. Sta diventando un match sensazionale. E Big Show se non rompe i coglioni non è lui, Clipper Crossface a Cena, Clipper a Cena. Ah, oh, non mi dà il timer. Niente da fare, oh mio io. Sì, credici. Devo migliorare la forza, no. Ah. No, non rompere i maroni e Clipper a show. Mamma, un Benoit meraviglioso. Il problema è che Big Show lontano, se non mi stanco neanche. Ok. Oh, ma non molla where is. Stiamo veramente andando alla grande, ma non basta. Non basta, Beppe. No, adesso che Big Show era fuori. No, così. Ah, non ci credo. La perdo così. Dio porco, ho perso il titolo. Madonna, è difficilissimo. Che spara. John Cena è il nuovo campione degli Stati Uniti. Bene. Complimenti a Cena. Ok, va bene. Proprio non ho parole. Stiamo perdendo parecchi superstar point. Sì, ok. Oh, Backlash, primo pay per view. Vediamo se magari ci danno una rivincita. Chiama Backlash. Primo pay per view. Parliamo con Eric Bischoff. Ok. Quindi benissimo. Abbiamo un 1 contro 2 contro Shelton Benjamin e Charlie Haas. No, perfetto. Poi abbiamo la Rassa Guerrero con Rhino e per il titolo mondiale Kurt Angle che è il campione contro Brock Lesnar. Bene, no, ma direi che è tutto molto positivo. Un primo pay per view abbastanza difficile.
questo lo voglio vincere però, eh. Vai. Squalifica sì, solo che sporchi, do coglioni però. Peggio di così non poteva iniziare la mia avventura. Ma come cazzo faccio, dai, cioè... Para anche benissimo. Eric Bischoff mi ha dato, per carità, vuole farmi fare le ossa in match così. Bene, molto bene. Mamma mia, per carità, cioè, come forza sono inferiori a me tutti e due, però... Buono. Ciao. I tre amigos praticamente, come quelli di Eddie. Vai cazzoli. Vai, beh, se vinciamo il 2 contro 1 prendiamo anche punti, in un pay per view. Solo che devo migliorare la forza perché purtroppo è il problema di Chris. Buono. Beh, neanche mi metto troppo, adesso è presto purtroppo. Sicuramente non li faccio bene, però siamo qui a Backlash 2003, perché purtroppo nessuno dei due è ancora messo male, ahimè. Ma Charlie Haas non sta benissimo. Bravo Chris. E porca miseria. Shelton sicuramente più forte. Cosa fa Charlie Haas, ragazzi? La cosa più indegna del Big Bang. Ok, anche Shelton Benjamin comincia a soffrire. Ma io sono Chris. Sono abituato a saperlo vincere Royal Rumble partendo con il numero 1. Anche se è proprio quest'anno in realtà, Oh. Aia. Sentite i cori per Benoit. Boom. Ok. Merda, oh. Ok. Piano piano dobbiamo buttarli giù, raga. Scusate, sono un po' concentrato, però 2 contro 1 non lo faccio te. Non è proprio la cosa più semplice in natura. Comunque siamo a livello difficile, Non è leggenda, ma è il penultimo. Ma Shelton, non hai capito che io sono Chris? Merda. Un po' la sento. Aspetta a fare la clipper. Non ha molto senso adesso. Grandissimo suplex. Shelton Benjamin si mette in mezzo. Aia. Basta.
Madonna, non mi vogliono bene, quelli della WWE. Shelton Benjamin si gasa. Vabbè, ma porca troia. Faccio un po' fatica adesso. Il cuore di Benoit è tanto, ma Shelton Benjamin c'è anche una finisher, eh? Aia. No, l'avevo parata, no, mi dispiace. L'avevo parata. Clipper. Vai di Clipper, almeno lo stanchiamo. Credo che porca miseria. Clipper che lo distruggerà un po', ma... Anche a lui. Clipper anche a lui. Ma sono ancora troppo poco stanchi, sarà difficilissimo vincerla. Però serve sto match si serve. Vedi, adesso non puoi più fermare le finish. No, quella volta non potevi fermare le finisher. C'è sulle mie missioni. Ma non rompermi i maroni. Guardate, questo è Benoit, signori. Questo è Chris. Vabbè, qua, ok. Pare che non se l'avrei mai fatta, però... Ok. Shelton è ancora giallo. Ah, si è messo peggio, però... Non scherzo neanche io. Anche Benjamin arancione adesso. Pian pianino, dai. Dai che li stanchiamo pian pianino. Buono. Aia. Bravo Benoit. Bravo Benoit. Quanto me lo godo Benoit. Vabbè, uno. No. Mamma mia, sto rischiando però, uno contro uno avrei stravinto. Sono messi malino loro, ma sono messo male anch'io purtroppo. Bravo. Che pirlone qua. Ok, calma. Questa l'ho sentita tanto. Fio de una mignotta. Sto cercando di fare il possibile, ragazzi, ma sti qua in due non è... Ciao. Mi faccio molto male. Mamma mia, è veramente il match è strepitosi, però rischio di non vincere neanche questo. Guarda lì, era bello sto duo, Ok. Bravissimo Benoit. No, l'avevo parata. Mamma mia, sto peggio di loro.
tra i due più scarso ass, sicuramente. Aia. Aia. Con questa rischio. Siamo nella merda. Oh 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 oh. Siamo nella merda. Oh 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 oh. Vaffanculo Charlie. Clipper crossface. Ma non basta. Paura. Vabbè, però che sporo, cioè impossibile, oh. Cioè con le sottomissioni non puoi vincere. Ho scelto il cioè il wrestler più difficile al mondo. Ok. Aia. Non merito assolutamente di perderla, ma Eric Bischoff è stato simpaticissimo, grazie Eric. Bello, bello. No, no. Non ce la farò mai, raga. Beh, anche Benjamin ha messo abbastanza di merda, eh. Aia. Ci sto veramente dando tutto, il tutto per tutto, ci sto provando. Proviamoci. Uno. Porca troia. No, venderò molto cara la mia pelle. Hai rotto i coglioni, ass. Ok. Vabbè, ma tutte ce l'ho, ma ce la fanno sempre. Aia. Aia. Proviamoci. No, ho sbagliato. Va bene. Stiamo provando anche noi, Mamma mia che dura. No! Aia! Sì! No, dai, che furto! Che furto! Drop break! No! Perdere così, porco Diaz, però. Non potevo in nessun modo fare niente, cioè grazie. Vabbè, sto video non è andato molto bene, l'ho perse tutte, però. Insomma. Bello vincere così. Cioè dai, dammi un... Vediamo se Kurt Angle mantiene il titolo, lo mantiene. Lo mantiene, però che sboccio, dai, non puoi darmi... Oh... Jerry King, vediamo. No, non voglio... No, non la voglio. Voglio fare altro adesso. Sì, voglio capire il Super Star Point. Non è tanto bello però perderne così tanto. Dio Cristo.
Mi potete dare dei match 1 contro 1 per piacere, grazie. Che ce l'hai un po' rotti i coglioni. Vabbè, raga, sotto il comandante veneziano, sto video è andato male, datemi che dei consigli, non gioco da una vita. Siamo stati sfortunati però perché meritavamo sia nel titolo che a Blacklash. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!